Luigi Bisignani e un generale dei carabinieri, Antonio Ragusa, sono finiti agli arresti domiciliari in un'inchiesta della Procura di Roma su presunte irregolarità per l'affidamento di appalti a Palazzo Chigi. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza, dai carabinieri. A chiedere e ottenere le misure cautelari il pubblico ministero Paolo Ielo. Bisignani è accusato di frode fiscale, al generale dei carabinieri Ragusa sono contestati corruzione e turbativa d'asta. Ragusa nel 2010 era capo del Dipartimento Risorse Strumentali della Presidenza del Consiglio. Intanto, a proposito di Presidenza del Consiglio, per altre questioni, noi ne parliamo stamani con due persone che sono state insieme al segretario federale Salvini, insieme ai capigruppo di Camera e Senato della Lega Giorgetti e Bitonci, insieme al governatore Zaia, oltre che a Roberto Calderoli, ieri proprio in delegazione per la Lega a colloquiare con quello che è appunto ormai il prossimo premier, il prossimo presidente del Consiglio, vale a dire Matteo Renzi. E quindi io do il benvenuto intanto al nostro primo ospite per questa mattina, il presidente della provincia di Sondrio, Massimo Sertori. Buongiorno Sertori. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, la delegazione leghista ieri è salita, o meglio, ha fatto sto colloquio con Matteo Renzi, catapultato nell'ultima settimana a Palazzo Chigi, da una congerie di forze sulle quali potremo anche ragionare, poi magari se ne sarà fatta un'idea anche lei, però sintesi, la Lega si dice perplessa, delusa e preoccupata, scrive oggi il quotidiano La Padania dando conto dell'incontro. Vorrei partire proprio dall'ABC e sfruttarla un po' come cronista, Sertori, cioè nel senso di raccontarci proprio esattamente come è andato l'incontro, cosa è successo e quali sono stati gli argomenti toccati che poi man mano approfondiremo. Ma prima di tutto, come dire, una sua impressione e una sua valutazione, tanto dal punto di vista personale quanto dal punto di vista politico di questa figura di Matteo Renzi. Innanzitutto cominciamo col dire che Matteo Renzi era, insieme a lui c'erano i suoi due più stretti collaboratori, che sono il ministro Del Rio, che già conosciamo perché appunto è stato ministro, e l'ex sindaco di Lodi, Guerini, che quindi è lombardo e che lui conosciamo proprio perché è stato sindaco di Lodi, è stato anche presidente della provincia di Lodi, così come Del Rio. Del Rio è stato consigliere regionale e sindaco, però Renzi è stato pure lui presidente di provincia. Quindi insomma i tre interlocutori erano su 2 erano colleghi, insomma, o ex colleghi. Del resto Del Rio è stato anche presidente dell'ANCI, no? Dell'associazione. È stato presidente dell'ANCI, sì. Allora, in teoria ci doveva essere anche sensibilità per i temi delle cosiddette autonomie locali, cioè comuni e province. C'è stata? Diciamo in teoria sì. Allora innanzitutto comincio col dire che per amor di Dio c'è stato un incontro di 45 minuti anche cordiale, però è evidente che sui contenuti abbiamo delle differenze che sono sostanziali, insomma, a partire per quanto riguarda ad esempio la riforma del famoso titolo quinto che appunto Renzi sembra vuole portare avanti per togliere, diciamo così, le materie concorrenti oggi previste tra Regione e Stato. Il tema qui però è che noi riteniamo che le materie concorrenti debbano essere lasciate integralmente alle Regioni, e mi sembra che la visione invece sia un po' diversa, o meglio, come succede spesso, si vogliono affrontare problemi profondamente diversi in modo uguale. Il tema è che ci sono delle regioni che sono pronte ad affrontare e a svolgere le competenze e le funzioni di queste materie concorrenti, altre no, e quindi ostinarsi a dire che siamo tutti uguali purtroppo non risolverà i problemi dell'Italia, insomma. Quindi questa è la prima differenza, mi sembra importante. Faccio un esempio su tutti. Era con noi anche il governatore Zaia, che spiegava che ad esempio le mense in Veneto costano 6 euro a pranzo e in altre regioni costano 60 euro, quindi se dobbiamo recuperare dei soldi siamo sempre lì, bisogna andare a recuperarli dove ci sono gli sprechi. Allora Sertori, pare di aver capito anche prima del colloquio che avete avuto con Renzi che l'andazzo generale e quindi anche le intenzioni del candidato premier, del futuro premier, mettiamola così, siano quelle di fare passi verso la ricentralizzazione delle competenze. E se ricentralizzi le competenze è ben difficile che federalizzi anche i soldi, no? Visto che il processo è quello di rispostare verso lo Stato centrale
le competenze che magari in maniera confusa, però comunque col titolo quinto erano state portate verso le regioni. Punto primo. Punto secondo, lei ha toccato l'altro tasto, quello dei costi standard, no? Spesso il presidente Zaia batte su questo tasto, perché da lì arriverebbero risparmi per miliardi, non sono noccioline. Soltanto applicandoli nella sanità avremo dai 20 ai 30 miliardi a seconda dei calcoli e delle stime, però certamente una cifra consistente di risparmio annuo, ogni anno. Allora, su questi due punti Renzi si è espresso o ha fatto il pesce in barile? Beh, intenderei più sulla seconda ipotesi, nel senso che sì, no, è vero, ci sono queste differenze, però bisogna vedere, ma forse non sono così eclatanti, insomma. Il tema, ripeto, è sempre lo stesso, fin tanto che qui non si affrontano le questioni per quello che sono, partendo dai dati reali. I dati reali sono che ci sono regioni come la Lombardia, il Veneto, le regioni del nord che hanno, diciamo così, la capacità, ma data dai numeri, di svolgere determinate funzioni e mansioni e certamente sono mature e pronte per un federalismo anche spinto che vi consente di governare. Purtroppo ci sono altre regioni che non sono in queste condizioni e che sono un buco dove defluiscono danari continuamente, quindi o c'è la volontà di affrontare questa questione soprattutto in un momento delicato e critico come quello attuale, o altrimenti continuiamo a cercare di far finta o fare proclami, di mettere pezzi di qui e di là, ma certamente i problemi dell'Italia non si risolvono. Si diceva all'inizio che di fronte mi sono trovato comunque 3 persone che sono degli amministratori, ovviamente abbiamo toccato anche l'argomento del patto di stabilità che sta evidentemente ammazzando soprattutto quelle amministrazioni virtuosi che, guarda caso, ancora una volta sono soprattutto al nord, e quando su questo argomento mi sento dire sì, però se noi facciamo le riforme l'Europa forse ci allenta un po' il patto di stabilità, è evidente che non c'è una volontà di premiare gli enti gestiti bene e virtuosi e di penalizzare quegli enti invece che sprecano e che continuamente dobbiamo foraggiare con i soldi della collettività. Per cui insomma io non vedo punti di svolta, vedo più una ricerca di potere. Insomma, io non voglio essere troppo malizioso, ma so che in questo periodo bisogna fare tutta una serie di nomine piuttosto importanti e guarda caso il Presidente del Consiglio, ci sono stati dei cambiamenti. Intravedo più lotte di potere che una volontà, diciamo, vera e propria di affrontare i problemi per quello che sono e quindi finalmente cercare di risolverli, quindi questo dobbiamo prenderne atto. Perfino un vecchio comunista come Emanuele Macaluso, peraltro molto amico del Presidente della Repubblica Napolitano, ha detto tra i motivi che hanno condotto a questa svolta c'è anche il fatto che si nominano appunto i vertici di società importanti, poi da privatizzare o meno, da spartirsi o meno in una riedizione degli anni 90 è da vedere, però per nominare almeno 50 vertici e manager di società pubbliche era necessario un cambio di cavallo, ha detto Macaluso in maniera molto brutale, diciamo, molto terra a terra. Quello che sta dicendo lei fondamentalmente. Sì. Vorrei anche capire però un'altra cosa, ma il colloquio con Renzi è un colloquio del tipo noi arriviamo, noi Lega, e ti diciamo A, B, C, D, E, queste sono le questioni diciamo sul tappeto, i costi standard, il federalismo eccetera eccetera, e quello ascolta e traccheggia, o c'è stato un dialogo con botta e risposta, quindi domande, risposte, osservazioni, scambio? No, mi faccio capire, se uno prende, poi volevo capire, questo ha preso posizione su qualcosa o no? Beh, su una cosa l'ha preso posizione. Noi ad esempio la nostra posizione per quanto riguarda l'euro mi sembra evidente, no? La Lega ha una posizione molto chiara da questo punto di vista e Renzi ha detto ovviamente la mia posizione non è uguale alla vostra, noi diciamo bisogna andare in Europa, parlare, vedere se si riesce a cambiare qualche cosa. Io credo che nel momento in cui siamo contemporaneamente al fatto che ieri eravamo alle consultazioni con Renzi in Piazza del Popolo a Roma c'era una manifestazione di artigiani che erano presenti 60.000 artigiani, che come è noto è gente che lavora e che certamente non ha il sindacato che gli paga il viaggio o quant'altro, insomma. Quindi di fronte a un paese che evidentemente è in queste condizioni non credo che si possa cercare ma andiamo, vediamo lì in Europa se ci lasciano fare qualcosa, cioè, qui siamo in una situazione dove c'è il collasso
lavoro non ce n'è più, le imprese stanno chiudendo, come abbiamo avuto modo di rimarcare nell'incontro con Renzi, sia per quanto riguarda il Veneto ma anche la Lombardia, le imprese vanno in Svizzera piuttosto che in Carinzia, semplicemente perché c'è meno burocrazia, il costo delle tasse è notevolmente inferiore. Io sono valtellinese, noi qui a 15 km abbiamo il confine con la Svizzera e io faccio fatica a spiegare alle aziende che è bene che restino qui, insomma, perché questi sono i problemi reali, i problemi veri, però in una situazione che evidentemente è degenerata e quindi straordinaria, e quindi come tale va affrontata. Non si può affrontare cercando di prendere un'aspirina se uno ha una malattia grave, cioè questo. Quindi, ripeto, l'incontro cordiale, però sull'euro non ci siamo perché abbiamo visioni completamente diverse. Addirittura ho sentito parlare di aperture rispetto allo ius solis. Certamente per quanto riguarda l'immigrazione, la gestione dell'immigrazione abbiamo delle visioni completamente diverse, quindi questi, diciamo, temi in termini generali. Su come affrontare e risolvere i problemi del paese, quindi dal nostro punto di vista bisogna valorizzare i territori, premiare i virtuosi, aumentare i gradi di autonomia, responsabilizzare gli amministratori. Mi sembra invece che qui la tendenza sia ancora una volta quella di centralizzare, come a dire che lo Stato centrale sia la dimostrazione della massima efficienza. Non è così. Sappiamo che ci sono situazioni profondamente diverse in Italia, ripeto, ci sono regioni come la Lombardia, il Veneto, che sono per quanto riguarda ad esempio la sanità, il 70% del bilancio della regione Lombardia è della sanità e chiude a zero con una sanità che è un'eccellenza, con dei gradi di efficienza che sono sotto gli occhi di tutti. Poi però esistono delle regioni che hanno tutti gli anni buchi di bilancio che dobbiamo colmare, che si occupano appunto anche di sanità. Allora anche su questo dobbiamo metterci d'accordo. Ci sono delle regioni che sono in grado di svolgere il proprio lavoro e lo fanno bene, altre che evidentemente non hanno ancora raggiunto questa maturità. Non si può allora applicare la stessa regola a situazioni profondamente diverse, penalizzando peraltro quelli che lavorano bene. Quindi purtroppo l'impostazione che mi è parso di capire è ancora in questi termini. Ecco, Sertori, lei ha fatto riferimento prima alla posizione di Renzi sulla Europa e sull'euro. Beh, l'euro non si discute, mi pare di capire, no? Punto primo. E in Europa si va per contrattare, vedere, di spuntare, riuscire a, cioè esattamente quello che ci hanno detto tutti sempre, no? Compreso Letta, Enrico Letta. A un certo punto mi pare che Salvini, il segretario federale, abbia lasciato nelle mani di Renzi un libro, Il tramonto dell'euro, del professor Alberto Bagnai, che è fiorentino pure lui. Lo conosceva Renzi? Ha commentato? No, su questo ha ringraziato evidentemente, ma ripeto, credo che la posizione di Renzi per quanto riguarda l'Europa e quindi i rapporti con l'Europa, ahimè, non dipende solo da Renzi, ma dipende da Renzi e da molte persone che lo sostengono, quindi non credo che abbia la stessa libertà che abbiamo noi. Ecco, altra cosa, visto che uno dei punti è questo, è un governo, quello Renzi, che nasce da una manovra di palazzo. Oggi c'è uno dei suoi fedelissimi, probabilmente il prossimo sindaco di Firenze, quel che l'è, ovvero Dario Nardella, nominato l'altro ieri vice sindaco di Firenze da Renzi, deputato, il quale dice che Renzi è un vero leader popolare come da tanti anni non se ne vedono in Italia. Sarà anche un leader popolare, però non è passato dal voto dei cittadini. Questo punto è stato affrontato nel colloquio di ieri? Beh, ci sono state un po' di battute, ma mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti quello che è successo. Renzi fino a... No, volevo capire se qualcosa ha detto lui, no? Perché dice sono popolare, mi piace il popolo, ho fatto il sindaco, ho fatto il presidente di provincia, sono vicino ai cittadini, però il voto popolare lasciamolo stare perché magari rischiava di creare sorprese. Meglio arrivarci diretti a Palazzo Chigi per decisioni dei vertici che non della base. Beh, questo è il dato di fatto, cioè questa è la cronaca, cioè che lui sia arrivato a Palazzo Chigi per un'operazione di palazzo mi sembra assolutamente evidente. Io ho una mia visione assolutamente personale su quello che vuole fare Renzi e ripeto, non solo lui ma probabilmente anche i suoi sostenitori. Probabilmente visto che la legge elettorale nelle condizioni in cui si erano prima mi sembra che avesse avuto delle forti difficoltà per poter passare, ho la sensazione che probabilmente questa forzatura, questa manovra di palazzo che di fatto ha creato
il cambio, il tandem, diciamo così, tutto all'interno dello stesso partito peraltro, perché Letta pure del PD, Renzi del PD e quant'altro, ma questa, ripeto, è una mia visione personale, probabilmente serve da un lato piazzare, diciamo così, in questi posti strategici delle grandi società importanti dello Stato, delle persone che sono gradite non solo a Renzi, mi ripeto, ma anche a chi sostiene Renzi. Al suo cotè anglosassone americano, diciamo così. Penso anche, sì, penso anche a questo. E dall'altra parte probabilmente nel formare un governo e quindi nel distribuire i vari ministeri si cerca di consolidare quella maggioranza, quei mal di attenuare, diciamo così, quei forti mal di pancia che ci sono anche all'interno dello stesso partito di Renzi, per vedere se si riescono a creare quelle condizioni per quantomeno fare la legge elettorale. Io sinceramente non credo che tutte le altre cose che Renzi dice sarà in grado di farlo. Non so neanche se riusciranno a fare la legge elettorale, ma credo che puntano a questo e penso che il giorno dopo che hanno fatto la legge elettorale cercheranno di andare a elezioni. Sinceramente io non vedo un mandato fino al 2018, non credo che questo Parlamento con questa maggioranza, o se mai ci sarà la maggioranza e con il Presidente del Consiglio Renzi, sia in grado di intervenire su riforme costituzionali del titolo quinto, piuttosto che intervenire facendo azioni nel mondo del lavoro di un certo tipo. Io però ovviamente questa è una mia visione personale che discende anche da tutto quello che ho sentito ieri e da un'idea che mi sono fatto, insomma, questo è quello che credo. Bene, allora abbiamo visto alcuni degli argomenti, diciamo, dei temi toccati in questo colloquio, però io vorrei chiederle anche un'altra questione a proposito di argomenti e temi, e poi apriamo magari anche le linee a chi ci ascolta, perché ci sarà sicuramente qualcuno che vorrà porre delle domande chiamando allo 02 66 20 35 29 oppure mandando un SMS al numero 346 6427 756. L'altro argomento del quale si è parlato, a quanto ho capito, Sertori, è la questione della cittadinanza agli immigrati tramite il principio dello ius soli, cioè chi nasce in Italia diventa automaticamente cittadino. È il modello Kyenge, il giorno in cui la ministra Kyenge è stata pizzicata a fare un po' la Elsa Fornero, cioè entrare nelle boutique con tanto di scorta visibile e manifestazione un po' ostentata, diciamo, del proprio status ministeriale, e a fianco c'erano gli artigiani, i commercianti, i piccoli imprenditori che manifestavano. A Transeat è tutto a parte, però la questione dello ius soli ha visto anche qui un Renzi traccheggiante, diciamo, o con le idee chiare? No, mi sembra che da questo punto di vista le idee chiare, insomma, cioè cittadinanza sono opposte alle nostre, quindi voglio dire, lo ius soli credo che sia un argomento che Renzi vuole affrontare, ripeto, con una visione che è molto diversa rispetto alla nostra. Quindi... Allora, pubblicità e poi torniamo in diretta con Massimo Sertori, presidente leghista della provincia di Sondrio, ieri a colloquio con la delegazione della Lega guidata dal segretario Salvini con Matteo Renzi. Sei stato felice alla nascita di tuo figlio? Lo sei stato ancora di più quando